Chi vincerà la Bagarre Champions? E l'Inter in questa giornata ipotecherà il campionato? Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso e come sapete il venerdì noi cerchiamo di fare una preview della giornata di campionato che ci attende, che si aprirà proprio oggi in questo bellissimo campionato spezzatino, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Chissà quando finirà questa storia, chi lo sa. E oggi addirittura non uno ma due anticipi del venerdì e voi sapete che il venerdì noi cerchiamo di fare, come dicevo prima, una preview della giornata, di darvi dei consigli per il fantacalcio. E io vi metto direttamente il calendario di questa giornata che, come vedete, si aprirà con venerdì 17, sperando che non porti sfortuna alle squadre che giocano oggi pomeriggio e stasera, e poi ci sarà con Sassuolo Como che aprirà la giornata, poi Inter Cagliari, e poi via via domani 3 anticipi: Udinese Parma, Napoli Lazio, Roma Atalanta, poi domenica c'è Cremonese Torino, il Verona contro il Milan, Pisa Genoa, Juve Bologna e poi c'è Lecce Fiorentina che chiude la giornata lunedì. Ragazzi, prima di condividervi le varie formazioni, consigli di fantacalcio e quant'altro, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi ai nostri canali social, cliccate sulla campanella, cliccate sul mi piace se vi fa piacere, e se vi fa piacere anche commentate, così aiutate noi a far girare l'algoritmo e ci fate un grandissimo regalo. Detto questo, ragazzi, vi vado a condividere, eccolo qua, spero che possa andare un momento, perché non va. Eccolo qui. Allora, 1, 2, andiamo su questo, eccolo qui. Vi metto così direttamente in. Eccomi qua. Ah, perfetto. Andiamo con la prima partita di oggi, venerdì 17, come dicevo, che è Sassuolo Como. Ragazzi, il Sassuolo viene dalla sconfitta contro il Genoa, è in una situazione di classifica abbastanza tranquilla. Il Como invece viene dal pareggio contro l'Udinese, la sconfitta in rimonta contro l'Inter, da 2-0 sono passati a 4-2, poi c'è il restato il rigore di Dacugna, 4-3 finale, ma intanto la Juventus è stata il Como è stato sopravanzato dalla Juventus per il quarto posto. Questo vuol dire che il Como deve fare fuoco e fiamme, anche se credo che contro il Sassuolo non avrà vita facile. Io credo che il Sassuolo possa avere le carte in regola per continuare a fermare il Como, e vi dico, questa partita potrebbe finire con un pareggio, finirà con un 2-2. Il gol del Sassuolo glielo daremo a Torsved e a Volpato, che gioca al posto dello squalificato Berardi, mentre per il Como andrei su Duvikas e andrei su Nico Paz. Ragazzi, Nico Paz è il giocatore più talentuoso e più tecnico che hanno in rosa, e credo che possa essere lui il marcatore. Inter Como, ragazzi, e il Como viene da una vittoria contro la Cremonese della settimana scorsa. Questo vuol dire che la proietta a 33 punti, a più 6 punti dalla zona retrocessione. Bene o male è stata quella del Cagliari contro la Cremonese una partita spartiacque, che la rende un po' più tranquilla, tra virgolette, per queste ultime partite di campionato. Se avesse perso, pareggiato la partita scorsa, allora questo il Como avrebbe venduto a cara la pelle. Io credo che l'Inter, proiettata dopo la vittoria con la Roma, vittoria contro il Como, a 9 punti in più da Napoli, l'Inter vorrà chiudere il discorso campionato, e credo che se la porta a casa. Un netto 3-0 per l'Inter, il miglior attacco del campionato, se non sbaglio 75 gol all'attivo. 3-0 per l'Inter. Io vi dico Pio Esposito, vi dico Di Marco e vi dico il gol di Thuram. Mentre se dovesse segnare per il Cagliari andrei su Seba Esposito. Risponderà al fratello, mettiamola così. E quindi ragazzi, archivierei questa partita che onestamente la vedo scontata. Udinese-Parma, il primo anticipo di sabato. L'Udinese viene da una bellissima prestazione contro il Milan, secco 3-0 contro i rossoneri.
Il Parma, ahimè, viene dal pareggio contro il Napoli, una partita che ha da dire ben poco per l'economia del campionato. L'Udinese e Parma sono in acque abbastanza tranquille. Credo che però, per continuare il discorso delle precedenti partite, per continuare quelle prestazioni, l'Udinese sfodererà un'altra prestazione degna di nota, porterà a casa questa partita. Faccio valere il fattore campo, è orfana di Davis che si è fatto male, resterà fuori un po', e quindi giocherà in attacco Guie, almeno così porta fantacalcio.it per le probabili formazioni. Vi dico in gol Zaniolo, che non è andato in gol contro il Milan, ma ha sfoderato un'ottima prestazione, e vi dico in gol Attà. Mentre per il Parma, quindi scusatemi, non vi ho detto il risultato, 2-1 per il Parma, gol di Pellegrino che ritorna in titolare, però l'Udinese se la porta a casa. L'Udinese se la porta a casa. Napoli-Lazio, ragazzi, Napoli-Lazio, come sapete, pronostici non ne facciamo, però almeno possiamo fare una sorta di preview della giornata. La Lazio è, se non sbaglio, 10ª in campionato. La Lazio è comunque in una classifica abbastanza tranquilla, tormentata dalle discussioni societarie, mercato, non mercato, tutto ciò che è successo in quest'anno. Viene comunque dalla sconfitta contro la Fiorentina. In questo momento, ragazzi, come dicevo anche la settimana scorsa, servono motivazioni. Le motivazioni la fanno da padrona, e in questo caso la Lazio vedo che possa essere una squadra povera di motivazioni, dopo aver fatto, se non sbaglio, un filotto di 3 partite consecutive con vittoria. Si è fermata un pochettino, adesso poi in classifica è abbastanza tranquilla. Quindi il Napoli invece, come doveva blindare il secondo posto contro il Parma, anche domani dovrà blindare, scusatemi, il secondo posto contro la Lazio. Deve vincere. Il quinto posto dista dal Como sono 8 punti, deve mettere margine contro il Como perché poi fra 2 settimane ci sarà Como-Napoli. Quindi per quanto mi riguarda il Napoli deve assolutamente vincere questa partita e la prossima. Io vi dico, raga, punto su De Bruyne e punto su Højlund. Per quanto riguarda la Lazio vado su Taylor, che è il giocatore che più mi ha entusiasmato in questo mezzo anno, perché poi è arrivato a gennaio, in questo mezzo anno di Lazio. Ragazzi, da napoletano sa da vincere questa partita, con tutto il bene si dovrà vincere contro il nostro passato, contro Sarri. Questa invece è una bellissima partita. L'anticipo di sabato 20:45 ci dirà tantissimo sulla bagarre in Champions League, perché anzi, più che Champions League, io direi proprio la corsa europea, perché prendo un attimo la classifica. Voglio vedere quanto dista l'Atalanta. L'Atalanta si trova a 53 punti e la Roma a 57, e poi c'è il Como a 58 e la Juventus a 60. La Roma deve quantomeno blindare almeno il sesto posto per poter sperare poi in qualche inciampo, qualche passo falso di Juventus e Como. L'Atalanta, d'altro canto, comunque ha perso una ghiottissima occasione contro la Juventus per rientrare nella corsa Champions, ma potrebbe quantomeno acciuffare il sesto posto. Quindi questa partita ci dirà tanto per chi dovrà poi giocare in Europa l'anno prossimo. La Roma, prendo le formazioni ufficiali, ritorna Mancini dall'infortunio, giocherà Pisilli perché c'è Pellegrini infortunato. Malen, ragazzi, per me lo banno dai consigli del fantacalcio. Se lo avete, ovviamente bisogna metterlo, perché è uno che ha fatto già 10 gol in neanche metà anno. È assurdo, veramente è una macchina di gol. Oserei essere provocatorio, questo ci fa capire quanto è basso il livello della Serie A. Aperta e chiusa parentesi. Andrei su un colpo di testa di Cristante, gol dell'ex. Andrei finirà in pareggio sta partita, raga. Cristante e Sule, e dall'altro lato De Ketelare e Ederson, 2-2.
e la Roma, l'Atalanta si chiamerà fuori dai giochi per l'Europa, la Roma uscirà fuori dai giochi per il quarto posto, secondo me. Poi, raga, Cremonese-Torino, la cura Giampaolo del mister Giampaolo è durata poco, è durato pochissimo. Qua ci sono due cure, due curi a confronto, la cura d'Aversa e la cura Giampaolo. La Cremonese è rimasta a 27 punti dopo la prima vittoria di Giampaolo sulla panchina della Cremonese, e poi 2 sconfitte consecutive. L'ultima, quella pesante per l'economia del campionato, contro il Cagliari. Il Toro invece d'Aversa ha dato un po' di continuità alla squadra granata, facendolo uscire fuori da questa melma della zona retrocessione, di una zona abbastanza una zona rossa. Raga, io credo che la Cremonese possa avere uno spunto, la Cremonese possa avere una prestazione molto nervosa, molto cattiva, molto maschia, se la porta a casa. Se la porta a casa, perché è una di quelle partite che la Cremo deve puntare per macinare punti, scusate il gioco di parole, io credo che se la possa portare a casa con uno streaming sito 1-0, il gol di Van de Putte. Qualora dovesse segnare il Torino, vi dico Adams. Verona-Milan, raga, il Milan è in caduta libera. Fortuna è che ci arriva in questa partita a giocarsela contro il Verona, perché il Milan, da che era la prima antagonista dei cugini nerazzurri, adesso si ritrova invischiata nella lotta per la Champions, e il Milan è a 63 punti, la Juve a 60 e, come avevamo detto prima, il Como a 58. Quindi il Milan è a più 5 punti, solo più 5 punti dal quinto posto. Il Milan rischia e non ha un calendario, diciamo, facilotto, cioè comunque sono partite abbastanza impegnative. Il Verona, bene o male, sappiamo che solo la matematica non la condanna, ma è già in Serie B. Aspettano solamente la matematica certezza, e credo che il Milan possa utilizzare questa partita per risollevarsi. Netto 2-0. Ritorno al gol di Leao se dovesse giocare titolare, gol di Saelemaekers, e se dovesse segnare qualcuno per i gialloblu, vi vado a dire chi vi devo dire qua in questa squadra. A proposito, ragazzi, seguiteci in questo format che facciamo, perché Bowie io la settimana scorsa l'ho acchiappato, l'abbiamo detto, e infatti ho qua tutto il foglio scritto che io ho preso: Malek, Esposito, Simeone, Bowie, Zaniolo con l'assist, Baldanzi e Malinowski, Strefezza, Thuram e Nico Paz. E ho preso pure 2 risultati esatti: 3-0 della Roma e il 2-1 del Genoa Sassuolo. Quindi vi conviene seguirlo sto format, raga, per il bene vostro. Io ve lo dico, fate vopis. Comunque, per il Verona io vi dico, c'è l'imbarazzo della scelta. Non andrei un'altra volta su Bowie, andrei su Belgali. Partiamo Belgali. Pisa-Genoa, stesso discorso per il Pisa, come l'ho fatto per il Verona, così per il Pisa. Si aspetta solamente la matematica che attesti che il Pisa retrocederà in Serie B. Il Genoa viene da una vittoria che le permette di distanziarsi un pochettino dalla zona di retrocessione, vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, e sta un po' più tranquillo ovviamente la squadra rossoblù. Io ho sempre detto che il Genoa raccoglie meno punti rispetto a quello che veramente fa in campo, rispetto alle proprie prestazioni, e credo che col Pisa bisserà la vittoria della scorsa settimana contro il Sassuolo. In gol io vi metterei Baldanzi, vi metterei Andrei su Amorim, e finirà 2-0. Il Pisa, se dovesse segnare, punterei su Moreo, ma la vedo dura. Questa è un'altra bellina, una partita abbastanza interessante. La Juventus, come dicevamo settimana scorsa, ha vinto contro l'Atalanta, si è impossessata del quarto posto e adesso deve solamente difenderlo.
lo può difendere soprattutto partendo da questa partita qua. Il Bologna viene da una scoppola di 4-0 in Europa League. Il Bologna ad oggi non ha competizioni, non ha nessun... Non mi ricordo se il Bologna è in Coppa Italia. No, infatti, non ha nessuna competizione più, quindi diciamo che il campionato del Bologna è pressoché finito, perché è una situazione di classifica che non le permette di andare né sopra, non possono né scendere né salire, né scendere né salire, semi-cheat. Quindi la Juventus potrebbe macinare altri punti contro il Bologna. Faccio valere il fattore casa, si gioca a Torino, andrei su un 2-1, se non anche un 3-1. In gol metterei Conceição, in gol metterei Thuram e un colpo di testa di Bremer, qualora ci fosse il 3. E mentre per il Bologna gol della bandiera di Santi Castro. E la Juventus deve blindarlo questo quarto posto se vuole approdare, ovviamente, perché attenzione al Como, il Como non è morto, attenzione. Lecce-Fiorentina chiuderà questa giornata lunedì 20 aprile, un ulteriore posticipo del Monday Night per la Fiorentina, che gioca però questa volta invece che con la Lazio contro il Lecce, e questa è una partita che ci dirà tanto anche per la compagine viola. I viola vengono anche loro da una sconfitta, anzi se non sbaglio da una vittoria, ma comunque sconfitta, sono usciti dalla Conference League, sì, hanno vinto contro il Crystal Palace per 2-1, ma sono comunque usciti. Ragazzi, non abbiamo più squadre italiane in Europa. Aperta e chiusa parentesi. E la Fiorentina io credo che vincerà. Al massimo uscirà un pareggio, quindi io vi direi un X2 in questa partita, perché il Lecce venderà cara la pelle, perché sapendo l'importanza di sta partita venderà cara la pelle, mettendo classifica alla mano, per esempio il Lecce 27 e la Fiorentina 35, potrebbe un attimo, a parte non risucchiare la Fiorentina, non risucchiare la Viola, però potrebbe un attimo mettere questi 3 punti in cascina che sarebbero oro. Mentre la Fiorentina vincendo si porterebbe a zona tranquillissima dopo mesi e mesi di paura, di terrore, di sofferenza. Però il Lecce io credo che di Riffo di Raffa cercherà di segnare almeno un golletto. Io vi dico ragazzi, finirà in pareggio 1-1, 1-1, gol di se dovesse giocare e titolare al posto di Ken, che non è stato convocato, discorso Penguin e quell'altro, ragazzi, poi cercheremo di fare un video su questa cosa qui. Piccoli per la Fiorentina, mentre per invece il Lecce metterei Koulibaly, finirà così, 1-1, ma sì. E raga, io torno nuovamente a schermo intero, se il programma me lo lascia fare. Ecco qui, perfetto. Raga, dopo questi 17-18 minuti di chiacchiera, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che i consigli del Fantacalcio siano andati a buon fine, andranno a buon fine. Mi raccomando, iscrivetevi, già ve l'ho detto, mettete like se vi è piaciuto, commentate, diteci la vostra sotto nei commenti, quali possono essere i vostri dubbi di formazione, cercheremo di rispondervi, e non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre, ragazzi.